fantastica qui al Paloreto di Palermo. Benvenuti qui alla prima gara di campionato di Serie B tra Mistral Palermo e Sporting Alcamo. Sotto prega via rispetta. Attenzione poi a Caccino, anche a lui Caccino, 1-0. Può ripartire lo Sporting. Attenzione a Bardan, sempre lui, il tiro parato ad Umberto. Ha rischiato qui lo Sporting, rischia anche il Mistral. Capovolgimenti di fronte, Dorio esce per Di Chizzi, male, e c'è la rete. Ha segnato Esposito. Zoppo vuole, qua Montelone viene fermato. Caccino, la rete anche di Caccino, doppietta, 3-0. Adragna controlla, male, Filiberto la fa sua. Caccino, pensa a lui, apre da Muro al centro, basso Copo, 4-0. In due tocchi arriva in porta Muro, 5-0. Scalavino sbaglia qui il passaggio troppo. Allora attenzione, corre Muro, 2 contro 0 per basso Copo, 6-0. Zoppo, Monteleone, fermato, doppio intervento, uno per parte. Giuseppe contro Diliberto, fischiano gli arbitri, va lui e c'è la rete, 6-1. Perfetto il tiro libero di Giuseppe. La palla è per lo Sporting. Scalavino, destro secco, 6-2. Scalavino. Per Di Chizzi va lontano. La stoppa di Giuseppe. La palla di Liberto. Fischio in gola. Attenzione ancora a Muro. C'è la rete di Muro. 7-2. Scalavino dall'altra parte. Attenzione allo Sporting, scorre spaccate, il tiro, ancora Scalavino, ancora lui, 7-3. Adesso contropiede Mistral, Torcivia controlla il capitano, poi 7, Torcivia, 8-3, segna il capitano. Ne palla col Mistral, fa proprio Caccino, tripletta, non perfetto per Di Chizzi, 9-3. Al centro del campo, Muro, si propone Dorio, lo vede ora Rizzo, lo scambio e il tiro, grande gol, è il 10º segnato dal Diez. Palla per il Mistral, Dorio, ancora Dorio, e sono 11. Ora per il 4, fermato, contropiede Sporting, con Zoppo al centro, Bardan, salta il portiere e c'è anche la prima rete in maglia alcamese di Bardan. Perché il Mistral si candida a quello che sarà un campionato di vertice, finisce Mistral Sporting Alcamo 11-4.
Parte la musica.